Allora, segretaria Lancisi, chiedo il suo intervento. Lei già prima aveva illustrato in modo molto preciso cosa state facendo, cosa potete fare voi dello SPI. Chiedo dalla regia che mette in onda anche la slide riassuntiva di quello che lei aveva detto: il controllo e il calcolo della pensione, misure di sostegno al reddito, assegno al nucleo familiare, pensione di cittadinanza, bonus sociale, esenzione, ticket, canone e trasporti. Cosa sono queste esenzioni? Le esenzioni sono i ticket sanitari. Voi sapete che sappiamo tutti che per accedere alla sanità nel Veneto comunque è necessario, nel Veneto ma anche a livello nazionale, è necessario pagare un ticket per le prestazioni, per alcune prestazioni sanitarie. Se poi mettiamo assieme anche la difficoltà nel avere visite specialistiche, nel seguire anche delle terapie, per esempio le terapie sono tutte o a pagamento o con ticket, e l'anziano tante volte rinuncia sia a curarsi sia magari a effettuare delle terapie che possano portare dei benefici per la deambulazione piuttosto che per altre cose. Il canone è il canone RAI, quindi la possibilità di essere esentati dal pagamento del canone, però ricordiamoci che questa possibilità viene data a chi ha una pensione che non supera grosso modo i 516 euro, il vecchio milione al mese. Poi ci sono una serie di esenzioni che riguardano i trasporti, riguardano gli anziani, e tutto questo va bene per chi abita in città, chi ha la possibilità di accedere a un treno, ma ci sono per esempio il nostro territorio veronese, è fatto anche da territorio montano, e il territorio montano o i piccoli paesi della pianura hanno anche difficoltà con i collegamenti con i centri maggiori, per cui l'anziano tante volte si trova a dover chiedere aiuto o a qualche amico o a qualche figlio o a qualche parente comunque, e si sente in dovere comunque di dare qualcosa di contributo a queste persone, per cui diventa tutto molto, molto pesante. Noi la cosa che chiediamo è quella, almeno a livello del territorio provinciale nella negoziazione sociale, è che i comuni portino l'ISE a 9.360, che è l'ISE prevista per la pensione o il reddito di cittadinanza. Vediamo infatti la slide successiva che supporta quanto lei sostiene. Ecco, prego. Ecco, perché questo potrebbe dare la possibilità a molti nuclei familiari, a molti nuclei di pensionati, ma anche di cittadini giovani che non hanno grosse risorse, potrebbe portarli ad avere invece l'accesso ai bonus sociali per luce, acqua, gas e anche ad altri benefici che possono mettere in campo i comuni. Per ottenere, la cosa importante è che per ottenere questo benedetto ISE bisogna presentare la dichiarazione sostitutiva unica, vero? Esatto, bisogna fare l'ISE. La dichiarazione sostitutiva unica la si fa presso il CAF e è gratuita, non è a pagamento, e noi stiamo invitando tantissime famiglie che si presentano a noi, pensionati che si presentano, di chiedere di fare comunque l'ISE, perché magari oggi non ne vedono la necessità, ma fra un mese potrebbe tornare utile. Purtroppo allora l'ISE è sicuramente uno strumento abbastanza neutro per poter valutare esattamente le condizioni della famiglia. Se però l'ISE ha un valore molto basso, 8.265, voi pensate che molte persone anche da sole fanno abbastanza presto a raggiungere questo limite, perché poi bisogna avere, non bisogna avere dei conti correnti particolarmente pingui, ma anche se non sono pingui, il conto corrente già si butta fuori,
e in più non bisogna possedere la casa di abitazione. Noi sappiamo che molti dei nostri anziani, ma quasi tutti noi sul territorio nazionale, per la stragrande maggioranza abbiamo la casa di proprietà, che è un bene rifugio, e dover rinunciare, cioè non poter avere nessun beneficio perché magari si è considerati ricchi, ma considerati ricchi in virtù di case vecchie, magari della casa di abitazione, è un po' un non senso, perché la ricchezza non è data da questo, insomma, tenendo conto che non sono per la stragrande maggioranza ville o villoni, sono semplicemente case di abitazione molto normali e magari per alcuni posti anche in condomini dove pagano le spese di condominio, che adesso sicuramente aumentano e magari sono senza ascensore. No, infatti. Allora, prima di vedere le richieste dello SPI che voi fate, abbiamo anche la slide, chiedo alla regia di mettere in onda un messaggio che è arrivato, lo sono riuscita a leggerlo poco fa da parte di un telespettatore. Perché per le statistiche sono calcolate le pensioni pubbliche, anzi non sono calcolate le pensioni pubbliche, si ha paura che sfasino i dati perché le loro pensioni sono tutte alte? No, le pensioni pubbliche non sono tutte alte. No, il problema è, allora, le pensioni pubbliche sono sicuramente mediamente più alte rispetto alle pensioni del privato e purtroppo anche per i pubblici non sono tutte alte, perché sono considerate alte quelli che hanno avuto uno stipendio costante o in aumento da quando hanno iniziato la carriera lavorativa, e sicuramente le pensioni pubbliche non subiscono quelle che sono le interruzioni di rapporto di lavoro, perché comunque quando uno viene assunto a tempo indeterminato non esce più, poi se lo porta al seguito, insomma, il tempo indeterminato, mentre nel privato voi sapete che si è soggetti a chiusure di aziende, magari a licenziamenti collettivi perché le aziende non ce la fanno più. Sì, quindi c'è di tutto e di più. È vero che ci sono gli ammortizzatori sociali, ma hanno tutti un limite, quindi e poi le pensioni pubbliche, se sono 1 milione le pensioni, 15 milioni le pensioni del privato, le pensioni pubbliche sono molto meno. Sono poche. Chiaro. Devo aggiungere qualcosa, segretario? Sì, aggiungo solamente che perché per le cose che ha detto la mia collega e per il fatto che le pensioni pubbliche fino al 92-95 avevano un sistema di calcolo diverso rispetto ai lavoratori del privato. Dal 95 in poi il sistema di calcolo vale per pubblici e privati, però chi oggi è in pensione ha una pensione che in parte è stata calcolata con un sistema diverso rispetto a quello dei privati, e confermo che nonostante questo le pensioni dei pubblici non sono poi più alte rispetto, stiamo parlando sempre di pensioni mediamente medio-basse. Volevo chiedere, segretario, giusto per completare il suo discorso, le richieste che fa lo SPI, poi lo integriamo con quanto dice il segretario. Prego. Allora, le richieste oramai sono richieste che noi ripetiamo da anni, ma proprio da anni. Chiediamo intanto che venga fatta una rivalutazione delle pensioni che sia più conforme all'inflazione o comunque agli indici Istat. Vediamo la slide di supporto dalla regia. Prego, sì. No, prego, eccolo qua, chiedevo la slide. Così. All'andamento dei prezzi, esatto. E un'altra delle cose che chiediamo è che la 14ª, come era stato previsto quando è stato fatto l'accordo nel 2007 con il governo Prodi, quindi con il ministro allora del lavoro, che con l'istituzione della 14ª in un primo momento la si è data a chi aveva una pensione pari a 1,5 volte il minimo INPS, poi nel 2016 e quindi a partire dal 1° gennaio 2017 è stata estesa
a chi aveva una pensione fino a 2 volte il minimo. Noi chiediamo, ed era la richiesta iniziale, ed era questo il percorso, l'iter che doveva essere fatto, ed è quello di avere la 14ª anche per coloro che arrivano fino a 3 volte il minimo come pensione, che poi siamo poco più di 1.500 euro mensili, non è che siano cose di questo genere, che siano cose esorbitanti. In più l'altro aspetto molto importante è fa avere un intervento fiscale che finalmente, diciamo, ridimensioni le tasse, l'aspetto fiscale sulle pensioni, tenendo conto che i pensionati sono quelli che pagano le tasse più alte a parità di condizione, a parità di salario rispetto al lavoratore dipendente. Quindi da questo punto di vista noi siamo l'unico paese in Europa dove i pensionati pagano più tasse rispetto ai lavoratori, tenendo conto anche che il pensionato e le pensionate per lo Stato sono welfare, per la famiglia sono welfare, perché quando una famiglia è in difficoltà diciamo, si rivolge ai propri genitori, e se i propri genitori hanno degli accantonamenti, hanno dei soldi da parte, dei risparmi da parte, è evidente che aiutano i figli. Chiaro. E aiutando i figli diminuiscono anche le risorse a disposizione dei pensionati e delle pensionate, che diventando anziani non ringiovaniscono e i lati aumentano. Infatti, io devo chiudere, purtroppo il tempo è volato. Io la ringrazio, segretaria di Verona, Giuliana Nancisi, di essere stata qui con noi. Segretaria, una battuta di chiusura rapidissima. No, è che il lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni lo porteremo avanti anche nei prossimi mesi nei confronti del governo, perché le richieste sono molte ma sono urgenti e assolutamente necessarie. Grazie anche al segretario di Padova di essere stato qui presente. Ricordo a tutti quanti voi, fatevi controllare la pensione, prenotate chiamando una visita presso le sedi dello CGIL presenti sul nostro territorio. La puntata la vedete in replica nel nostro sito internet. Grazie e buon proseguimento. Grazie, arrivederci.